L'hanno ritrovata in Umbria e ora, dopo più di 50 anni di assenza, sta per tornare finalmente a casa. Questa statua in legno policromo e oro del XIV secolo, raffigurante la Madonna Addolorata, fu trafugata tra il 15 ed il 17 agosto del 1966 dalla chiesa di Santa Maria di Lugo a Campagna Lupia. Certo il suo valore storico, artistico, culturale e soprattutto religioso è inestimabile, tuttavia un valore di mercato inevitabilmente c'è e non di poco conto, circa 450.000 euro. Quella dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia è stata un'indagine mirata sul mercato antiquariale che ha portato alla perquisizione nella casa di un professionista del settore di Orvieto. Dopo mesi di attività di indagine abbiamo individuato questa persona all'interno della quale abbiamo ritrovato, oltre questa scultura, altro materiale di natura liturgica pronto ad essere ricettato. Lui si è blindato in un silenzio dovuto probabilmente a nascondere qualcosa, quindi chiaramente è stato denunciato per ricettazione. La scultura è stata ritrovata in buone condizioni, è stato necessario solo un piccolo intervento di restauro disposto dalla soprintendenza. Cosa sia successo in questi anni però rimane un mistero. Mancano i passaggi di mano, anche se dalla documentazione che noi siamo riusciti a prendere nell'arco di queste perquisizioni abbiamo individuato senza dubbio che la stessa è passata di mano in mano diverse volte anche in giro per l'Italia. Crediamo anche che la stessa abbia avuto anche delle apparizioni all'estero, perché all'estero questo tipo di opere sono molto appetibili, soprattutto l'aspetto liturgico e di culto è molto apprezzato all'estero. A Lugo di Campagna Lupia sono pronti ad accogliere coi dovuti festeggiamenti il ritorno della loro statua. Il parroco è stato avvisato direttamente dai carabinieri. Nessuno più aveva la speranza di poter riavere questa statua che oltre il pregio artistico ha proprio il pregio della fede per il nostro territorio, tant'è che il vescovo nel 1700 dice che è molto venerata e che è anche un'immagine miracolosa, per cui tutti i nostri avi hanno pregato davanti a questa immagine, quindi per noi è un'importanza sia storica, artistica, ma soprattutto legata alla fede e alla spiritualità di queste terre.